Narcotrafficanti albanesi capaci di trattare quintali di droga che proteggevano le proprie comunicazioni attraverso il sistema di messaggistica criptato Matrix. Da anni le fiamme gialle stavano sulle loro tracce e dall'alba hanno messo a frutto il difficile lavoro che si è concretizzato nell'esecuzione di 19 misure cautelari, 14 in carcere, 5 ai domiciliari, tra cui uno residente in Germania. Sequestrati complessivamente 420 kg di droga e denaro contante per 2 milioni di euro. La procura distrettuale antimafia di Venezia ha guidato l'operazione condotta in collaborazione con lo SCICO e le unità cinofile, 2 elicotteri. 3 degli arrestati sono stati fermati in Albania in collaborazione con la polizia del paese delle Aquile, da cui l'organizzazione operava con depositi a Treviso, Venezia, Monza, Brianza e Ravenna. 66 kg di cocaina, 57 di eroina, che venivano tagliati varie volte prima di essere venduti allo spaccio, tanto da risultare infine anche pericolosi per chi li assumeva. Nel registro degli indagati sono iscritte in queste indagini altre 65 persone, albanesi in gran parte, ma anche italiani. A capo di tutto ci sarebbe una persona albanese residente però nel Trevigiano, a Ponte di Piave. Tutto è nato dal sequestro di 2 kg di eroina che un uomo e una donna albanesi trasportavano in macchina a Padova. È la più importante operazione antidroga sul territorio degli ultimi anni. E abbiamo anche arrestato durante l'attività investigativa altri 17 soggetti. Rilevante è sicuramente anche il quantitativo di droga che è stato sequestrato, parliamo di 420 kg, e anche ovviamente l'aspetto patrimoniale. Questi telefonini criptati sono stati, diciamo, la sfida più importante. Sì, diciamo che abbiamo appreso dell'esistenza di questo sistema di messaggistica istantanea, però poi alla fine le indagini sono state condotte con tecniche tradizionali, quindi intercettazioni telefoniche, ambientali, pedinamenti, tracciamenti elettronici e telecamere, che ci hanno consentito poi di ricostruire quella che era la filiera del narcotraffico e quindi poi individuare il promotore e gli appartenenti all'organizzazione che oggi è stata disarticolata. È un'organizzazione internazionale, come era strutturata? L'organizzazione operava principalmente in Veneto e le province più interessate sono Treviso e Venezia, con 2 depositi che abbiamo individuato ad Eraclea e a Musile di Piave. La cocaina, ovviamente di provenienza dal Sud America, entrava in Europa dall'Olanda attraverso la Germania, mentre l'eroina, l'hashish e la marijuana, che sono le altre sostanze che sono state sottoposte a sequestro durante l'indagine, provenivano principalmente dall'Albania.